Si abbassano le temperature nella prima domenica di dicembre, ma al Falcone Borsellino di Paternò l'atmosfera è caldissima per una sfida dal sapore particolare. Nella 14ª giornata di campionato Serie D Girone I si affrontano Paternò e Licata. Via al racconto della sfida che vede la formazione ospite subito pericolosa. Ci prova Furina, il suo tentativo finisce largo di poco. Dopo appena un minuto Inzerillo si prende un rischio grossolano, palla a metà tra Rossi e Calaiò. Alla fine l'estremo difensore del Licata riesce ad allontanare il pericolo, come in questa occasione qui al minuto 7 Facundo Marin stoppa e conclude dal limite, ma Rossi risponde presente. La formazione rossa-azzurra continua ad attaccare e qualche istante dopo si rende pericolosa con Porcaro, il suo tiro si schianta sulla traversa, azione poi cancellata dal fuorigioco al minuto 18, occasione per Retucci, il suo colpo di testa finisce fuori e l'attaccante si dispera. Alla mezz'ora di gioco ci provano gli uomini di Mister Coppa, calcio di punizione da cui arriva una doppia deviazione che però non crea gli effetti sperati e al 38esimo ancora un'altra opportunità per il Licata, conclusione di Bonanno. Arriva la risposta di Tosoni e poi Sinatra anticipa Minacori. L'episodio chiave della sfida arriva nel recupero della prima frazione di gioco. Retucci serve Asero che probabilmente cercava Viglianisi nell'area piccola. Il suo tiro cross prende una traiettoria beffarda per Rossi e il pallone termina alle spalle dell'estremo difensore del Licata per il vantaggio rossazzurro. Il capitano trova così il suo secondo centro in campionato. Nel secondo tempo le emozioni che regala la sfida sono veramente poche. Al 13esimo il Licata prova a rendersi pericoloso, triangolazione perfetta tra Maimone, Bennici e Furina, azione che si conclude in un nulla di fatto con la difesa del Paternò che riesce ad allontanare ogni pericolo. Ulteriore opportunità per il Licata quando al minuto 19 Minacori cambia fascia dove c'è Lanza che va vicinissimo al gol, azione poi cancellata da un fuorigioco. Nel secondo tempo il gioco risulta spezzettato, condizionato dai parecchi falli commessi in campo. Alla mezz'ora di gioco Pino entra in modo irregolare ai danni di Guida, il difensore licatese già ammonito prende il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in 10 uomini. L'ultima occasione della sfida è per il Licata al minuto 43, Minacori apre per Bonanno che premia l'inserimento perfetto di Maimone, chiuso da un ottimo intervento di Panarello. A fine gara il Paternò festeggia una vittoria importantissima per 1-0 e il quarto 1-0 consecutivo casalingo per la formazione di Mister Catalano, che diventa la seconda miglior difesa dell'intero girone I di Serie D, solo dopo il Siracusa che farà tappa al Falcone Borsellino domenica prossima in una sfida su cui ci saranno tutti i riflettori puntati. Prima però il match di recupero contro l'Acragas nel giorno di Santa Barbara.